Certamente è stato uno degli ultimi grandi statisti, lungimirante, capace e controverso e dalla tempra straordinaria, un grande uomo d'impresa che ha avuto la capacità di segnare profondamente un pezzo della storia del nostro paese, a cominciare dal modo di fare informazione, il comprendere che la comunicazione ben strutturata e finalizzata potesse creare realtà, acquisire consenso, plasmare un pensiero comune e anche la sua non sempre apprezzata intuizione di una TV fatta da quella società che ama apparire più che essere, in cui la gente comune con le sue vicissitudini, i propri istinti liberi, i vissuti più problematici e costruiti sulla necessità di attrarre share con sensazionalismi e gossip, ha mostrato il suo essere un antesignano di ciò che poi hanno fatto i social, dando parola e volto a chiunque e comunque disegnando una fotografia sociale che avevamo già visto in molte delle trasmissioni TV che volle, a partire dalle telenovelas, Il Grande Fratello e poi tutto quel sequel di programmi condotti da Maria De Filippi, Barbara D'Urso, che hanno anzitempo indicato in che direzione si muovessero gli individui. Uomo di grande intelligenza, fuori dagli schemi, ne ricordiamo con simpatia i suoi sorrisi e ammiccamenti, il suo essere sensibile alla bellezza femminile e le battute rilasciate con estemporanea genuinità anche in contesti di grande rigore. Un grande amore alla politica con la creazione di un partito, Forza Italia, che ha dominato le scene per un lungo periodo, divenuto in periodi di minore fortuna ago della bilancia e comunque sempre in grado di comunicare con efficacia quello che era il suo progetto di un'Italia liberale e che funzionasse con il coinvolgimento del privato. Si espresse a 360 gradi anche nel calcio con il suo Milan, di cui fu presidente. Grande sagacia nella risoluzione dei conflitti interni al partito, sapeva quando lasciare fluttuare la situazione e quando imporre un rigido stop a protagonismi eccessivi e forti prese di posizione da parte di qualcuno. Ci chiediamo cosa sarà adesso di quell'8,2% che Tecne per Mediaset il 7 giugno ha rilevato per il partito azzurro sulle intenzioni di voto degli italiani. Sarà Marta Fascina a prendere le redini? Vedremo. Certo è che sarà difficile immaginare un'Italia senza Silvio Berlusconi. Comunque, e al di là di valutazioni personali, contrarie e vicissitudini che ha vissuto, il Silvio nazionale è da definire un grande uomo. Anche da parte nostra. Buon viaggio, Presidente.